Il mercato del Napoli è in fermento. Il club sta lavorando duramente per rinforzare la rosa su due fronti importanti, difesa e centrocampo. Con un occhio alla corsa scudetto. Prima di addentrarci nei dettagli di queste trattative, iscrivetevi al canale. Lasciate il vostro like e attivate la campanella per seguire tutti gli aggiornamenti esclusivi. Con l'infortunio di Alessandro Buongiorno, la priorità in difesa sembra essere il brasiliano Danilo. In pole position come rinforzo ideale per Antonio Conte. Il Napoli, però, non vuole fermarsi qui e punta anche ad assicurarsi un centrocampista che alzi il livello qualitativo della squadra. Per quanto riguarda il centrocampo, gli azzurri sono alla ricerca di un degno sostituto di Anguissa e stanno valutando anche le opzioni per il futuro di Raspadori, che potrebbe lasciare spazio all'arrivo di un centrocampista d'attacco con caratteristiche simili a Scott McTominay. Nel mirino del direttore sportivo Giovanni Manna ci sono 6 grandi nomi in fase di valutazione. Edmilson Fernandes Ribeiro, Brest, in prestito dal Mainz, giocatore di buon livello tecnico e fisico. Morten Frendrup, Genoa, un elemento di spicco del centrocampo italiano, con grandi capacità difensive. Nemanja Matic, Lione, esperienza e forza fisica per controllare il centrocampo. Lorenzo Pellegrini, Roma, una stella versatile che aggiungerebbe leadership e creatività. Kenneth Taylor, Ajax, giovane promettente con capacità di attacco e buona lettura del gioco. Jacopo Fazzini, Empoli, giovane promettente che sembra vicino a un accordo con la Lazio. Ora tocca a voi, tifosi, quale di questi giocatori sarebbe il rinforzo ideale per il centrocampo del Napoli? Lasciate un commento e diteci se pensate che la squadra sia sulla strada giusta per vincere lo scudetto. Non dimenticate di mettere mi piace e di condividere per seguire tutti i retroscena di questa entusiasmante disputa sul mercato dei trasferimenti.